Da dire una rivisitazione dell'offerta agricola, ma la verità è che questi sono prodotti agricoli, siamo nell'ambito della floricoltura, tanto è vero che questi tulipani nascono a pieno campo. 500.000 bulbi, ovviamente la nuova reinterpretazione coinvolgendo i cittadini che vengono a vedere, a fare le foto e anche a raccogliere, se vogliono, direttamente i loro tulipani. Se facessimo una ricerca di mercato con i dati di Nonna Andrea, il villaggio delle zucche, i tulipani, c'è proprio voglia nelle persone di stare in mezzo alla ruralità. Ma sai, il dato che ci dà dal villaggio delle zucche sono 500.000 presenze. Questi tulipani che hanno iniziato a prendere quota negli ultimi un paio d'anni, siamo già a 100.000 persone che entrano in campo, raccolgono il tulipano con il bulbo e se lo portano a casa per reimpiantarlo a casa poi la primavera successiva. Direi che ci sono tutti gli elementi per dire che qui il mix è formidabile a mettere assieme la produzione agricola e il cittadino, quindi è il modo per avvicinare il cittadino all'agricoltura, un modo sano e soprattutto anche consapevole rispetto a tutti i temi della sostenibilità, del tema del bio, del rispetto ambientale e ovviamente del coinvolgimento dei bambini.